Matteo Salvini. Grazie. Grazie. Grazie di cuore. Faccio l'intervento di 10 minuti con un golfino azzurro neutro, così nessuno ha niente da dire, anche se si aprirà un dibattito anche su questo golf che mi ha regalato mia madre, però è un problema suo. E a parte gli scherzi, io indosso con orgoglio il giubbino che mi hanno regalato gli uomini della Polizia di Stato, perché stanotte gli uomini della Polizia di Stato arrestavano Battisti e quindi è il minimo che possa fare. È il minimo che possa fare. Questa è una di quelle giornate dove sei contento del fatto che gli italiani ti abbiano chiesto di fare il ministro. Poi, per carità, io sono contento a prescindere e non riuscirei mai a vivere una vita grama come quelli di sinistra, che si alzano incazzati la mattina e vanno a letto incazzati la sera. Come vivono male, poveretti. Anche perché la vita è così breve e così bella che viverla nell'odio, nel rancore, nell'invidia, nella gelosia, nella cattiveria è veramente uno spreco del regalo che il buon Dio ci fa. Però andare a letto ieri sera tardi, ormai alle 3, con le notizie che arrivavano dalla Bolivia e dal Brasile, alzarsi poi stamattina presto, intorno alle 7, con le notizie che arrivavano dalla Bolivia e dal Brasile, ti dà l'idea che la politica è una bella cosa, se fatta in un certo modo, senza fronzoli, senza grandi promesse, senza grandi filosofie. Se prometti una cosa e riesci a farla, ti guadagni il rispetto della gente che ti paga lo stipendio, e quindi io ringrazio gli uomini delle forze dell'ordine che hanno fatto questo grande regalo a 60 milioni di italiani. L'impegno è che questo maledetto delinquente arrivi in Italia domani. Ringrazio colui che ha anche permesso questo cambiamento, che è il nuovo presidente della Repubblica Brasiliana, Jair Bolsonaro, che ha tolto protezione e tutela perché questo è un assassino. Questo non è uno scrittore, un ideologo. Leggendo qualche giornale sembra che si tratti quasi di un filosofo, di un libero pensatore. Questo è stato condannato da diversi tribunali italiani a diversi ergastoli perché ha tolto la vita personalmente a diversi innocenti. È un assassino comunista. È un assassino comunista, non ci sono altri aggettivi. E ovviamente questo dovrà marcire in galera fino all'ultimo dei suoi giorni. Nel senso che l'impegno è questo. Già sentivo il dibattito, si è aperto questo dibattito, però l'ergastolo è inumano, qua bisogna vedere la buona condotta. Questo non deve uscire vivo di galera, perché quando toglieva la vita agli innocenti non si è posto il problema del fatto che l'ergastolo fosse umano o disumano, e però poi andremo anche a chiedere conto, a nome dei parenti dei morti e dei feriti di quegli anni incredibili, di tutti quei politici, quei ministri, quegli intellettuali, quegli scrittori, quei registi, quei cantanti, quei filosofi che hanno firmato gli appelli per un assassino comunista, perché hanno la coscienza sporca come questo assassino. E la cosa curiosa è che fra alcuni di questi firmatari che volevano la libertà di questo assassino c'è ancora qualcuno che in questi giorni rompe le palle a me,
perché voglio presidiare i confini di questo Paese. Sono orgoglioso di essere nemico di certa gentaglia. Avere contro certa gentaglia che difende gli assassini per me è motivo di orgoglio, perché l'Italia sono i poliziotti che arrestano gli assassini, non sono gli pseudo-intellettuali che li difendono. E quindi è una bella domenica, è una bella domenica. Poi è stata una bella settimana intensa, anche di emozioni, perché la politica sono numeri, cifre, questa scuola lo insegna, manovra economica, salvataggio di aziende, il ruolo delle banche, la difesa dei risparmiatori, il sostegno agli artigiani, però sono anche emozioni. E io venerdì scorso ho incontrato in prefettura a Pescara i parenti, gli orfani, le vedove delle vittime della tragedia di Rigopiano, che settimana questa ricorda i 2 anni. E io guardando quelle mamme, cioè io sono padre, guardando quei padri che hanno perso i figli, che è la cosa più innaturale del mondo, o figli che hanno perso entrambi i genitori, quindi hanno perso l'azienda, hanno perso la casa, hanno perso la speranza di sposarsi, faticano a star dietro alle rate del mutuo. E quando mi sono sentito dire noi è 2 anni che veniamo chiamati dalle istituzioni e ci danno gran pacche sulle spalle, piangono un po' con noi, ci stringono la mano, fanno 2 foto, risultati concreti zero. Io gli ho detto guardate, non faccio promesse che non sono in grado di mantenere, datemi una settimana. Avete aspettato 2 anni, aspettate 2 anni e una settimana. E venerdì scorso, quindi 2 giorni fa, alla scadenza della settimana, niente pacche sulle spalle, niente photo opportunity, ma un emendamento presentato al decreto milleproroghe e 10 milioni di euro del Ministero dell'Interno per dare una mano a questi orfani, a queste vedove, a chi ha perso tutto. Ed è bello. E poi fanno trasmissioni su trasmissioni. Ieri ero a casa con i bimbi che facevano zapping fra Rai Yo-Yo, la PlayStation, e mi fermo su 2 contenitori, quei dibattiti televisivi a cui ogni tanto vado anch'io per dovere più che per piacere evidentemente, su 2 televisioni private, e l'oggetto della discussione ovviamente ero io, quindi mi sarebbe sembrato strano il contrario. Ovviamente è bello perché si dibatte di quanto è cattivo Salvini in assenza di Salvini, in contumacia, quindi io vengo processato televisivamente in contumacia. E si domandavano, e non lo capiscono da 7 mesi, ma com'è che con tutto quello che noi diciamo, che scriviamo e facciamo trasmissioni, giornaloni, settimanali, inchieste, denunce, e questi continuano a crescere? Perché la realtà è dura da sconfiggere. E fortunatamente gli italiani ragionano con la loro testa. La realtà batte la fantasia, la realtà batte la menzogna, la vita vera batte i dibattiti virtuali. E quindi ci siamo, coi piedi ben saldi per terra. Abbiamo portato a casa in questi 7 mesi diversi risultati positivi, il decreto sicurezza e immigrazione, ovviamente, che vi dico che sarà copiato e studiato in tanti altri paesi europei. Quelli che adesso non ci accusano di non aver capito niente, entro qualche anno vedranno che il nostro decreto sicurezza e immigrazione sarà un modello normativo per altri paesi. Però non solo, ovviamente in manovra economica, senza aver messo dentro tutto, però ci sono i primi mattoni di un'Italia più bella, più forte, più sicura, più giusta. E alcuni mattoni sono partiti proprio da qua, da questa scuola, da Armando, da chi ci ha creduto fin dal primo momento. Il primo mattone per la pace fiscale, per rendere giustizia agli italiani ostaggio di Equitalia. Il primo mattone della flat tax per far pagare meno e semplificare la vita a tanti produttori. Il primo mattone della legge Fornero. Tutti mi dicevano non si può, non si tocca l'Europa, l'INPS, la Corte dei Conti, la Banca Centrale. Volere è potere, e quindi restituire diritto alla pensione significa restituire diritto al lavoro ad altrettanti italiani che altrimenti avrebbero dovuto scappare. E io
impazzisco, ma sorrido anche, ormai non mi arrabbio più veramente, altrimenti avrei un fegato che è così. Sorrido quando sento in televisione che non è giusto mandare in pensione un uomo e una donna a 65 anni con la schiena rotta, magari dopo aver lavorato una vita in una casa di riposo. Chi dice che non è giusto non ha mai lavorato nella sua vita. Chi dice che non è giusto vuol dire che non capisce la fatica, l'impegno, la sofferenza. E quindi primi passi di un lungo percorso. E come quando si va in montagna, mi raccomando, mai partire di corsa. Occorre decidere qual è il passo e poi tenere quel passo, senza guardare indietro, ma guardando solo avanti. Perché se inizi a guardarti indietro, a rallentare o accelerare, e in questo caso rallentare o accelerare sono gli input che ci arrivano da alcuni giornalisti, da alcuni sondaggisti. Ma come? Siete al massimo dei voti, siete nel pieno della vostra forza. Chiunque al vostro posto in passato avrebbe fatto saltare il tavolo, sarebbe andato all'incasso per guadagnare più deputati e più senatori. Chiunque, ma non io. Se io firmo un impegno lo porto fino in fondo e me ne frego dei sondaggi, perché a me interessa il giudizio degli italiani alla fine. Certo, fare un salto come ho fatto ieri a Milano per salutare i nostri militanti ai gazebo in Corso Vercelli e vedere donne e uomini che escono dai negozi, che mollano lì la cassa per venire a fare una foto, a stringere una mano, a dire grazie, a dire non mollare, ti riempie il cuore e ti dà tanta energia quasi come una fetta di pane e Nutella. Però sono soddisfazioni. Oggi ho mangiato coi bimbi e alla fine ho ceduto al tiramisù. Non so se avrò 3 interrogazioni parlamentari sul fatto che un ministro dell'Interno non può la domenica a pranzo mangiare il tiramisù. Mi fanno veramente ridere un sacco. Quindi, ma poi quando ti occupi di diritti civili, di diritto al lavoro, di diritto alla salute, di diritto alla vita, io non entro in casa della gente, il governo secondo me meno entra in casa della gente e più semplifica la vita della gente meglio è, però da ministro e da papà io sto combattendo una lotta quartiere per quartiere, piazza per piazza, giardinetto per giardinetto, scuola per andare a beccare gli spacciatori, e mai nella vita il governo di cui faccio parte aiuterà gli spacciatori. O lo Stato si trasformerà in uno spacciatore di droga legalizzato. No. Quindi questione di priorità, questione di punti di vista. Secondo me la priorità è il lavoro e la libertà. La libertà da cui tutto discende, però senza lavoro non c'è dignità e non c'è libertà di vivere la propria vita in maniera serena. E quindi vi ringrazio, fra poco piglio l'aereo per andare a Roma, saranno ore abbastanza impegnative, ripeto, conto che i nostri splendidi uomini e le nostre splendide donne dei servizi di sicurezza riescano a riportarci a casa entro domani quello che per qualcuno era un eroe, per me è un volgare, infame assassino. E poi domani il Presidente del Consiglio incontra alcuni sindaci che hanno dei dubbi sul decreto sicurezza e immigrazione e io darò a questi sindaci quello che prendevo io a scuola quando c'era la versione di latino, il bigino. Se uno non capisce, gli riassumi magari con delle figure quello che c'è scritto, che magari lo capisce, però io ascolto tutti, ma di quel decreto non si cambia mezza virgola. Quella è legge, quella è la legge e le leggi si applicano. Punto. Però se qualcuno fatica a capire, lo aiuteremo a capire, non è un problema. Poi alle 10:30 incontrerò al Ministero il commissario europeo alle migrazioni, il greco, che è anche un amico, Dimitris Avramopoulos. Su qualche giornale leggevo oggi che l'Europa verrà a chiedere, verrà a presentare le sue richieste. Questo giornale non ha capito, perché domani è l'Italia che avrà da chiedere e presenterà le sue richieste a un'Unione Europea che se n'è sempre fregata. E quindi abbiamo accolto tutto il possibile, adesso si tratta di restituire, di rispedire, di ricollocare, di rimandare a casa. E quindi
sono soddisfazioni. Mercoledì vado in Sardegna, ci sono 2 appuntamenti importanti, il 10 febbraio in Abruzzo, e darò tutto quello che posso per restituire orgoglio, libertà e serenità a una terra che il PD ha massacrato. Il 14 febbraio sarò in Sardegna per fare altrettanto, poi ci sarà la Basilicata, poi ci sarà la Calabria, poi ci sarà il Piemonte, poi ci sarà l'Emilia Romagna, e c'è un denominatore comune di tutte queste regioni: governate male da troppi anni dalla sinistra. E quindi vedremo di dimostrare che volere è potere, cambiare si può. Non ci annoieremo, non vi annoierete, anche perché le elezioni europee sono fra 4... Toscana 2020, c'è un anno in più, porta pazienza, amica mia, con calma. C'è anche Milano a cui voglio dare un sindaco della Lega, quindi con calma. Con calma, perché io da milanese imbruttito sono contento che abbiamo scalato le vette della vivibilità a livello mondiale. Mi piacerebbe che Milano fosse bella come è bella, per me come per ciascuno, la sua città è giusto che sia la città più bella del mondo, non solo però se vivi in Piazza del Duomo nel Superattico, ma anche in periferia, anche alla Bovisa, anche al Galaratese, anche a Quartogiaro, anche a Rogoredo o a Niguarda. Quindi... Però una cosa per volta, l'abbiamo detto, stiamo salendo in montagna, se ci mettiamo a correre fra un quarto d'ora abbiamo già finito l'energia e l'ossigeno, quindi passo dopo passo e ci siamo, stiamo macinando chilometri. Siamo nel giusto, me lo ripeto, i sondaggi mi fregano men che meno, però me lo dice il sostegno della gente di tutti i tipi, dagli imprenditori ai precari, dai grandi avvocati alle infermiere, alle commesse. E che siamo nel giusto me lo dicono anche le reazioni delle opposizioni. Perché ci sono... No, 20 anni no, se no la Boldrini mi denuncia per apologia. Quindi non si può parlare di ventenni. Niente ventennio, trentennio, noi siamo più ambiziosi, 30 anni. No. Sono già provato dopo 7 mesi, quindi lascia perdere, va, che facile dirlo, tanto poi ci vado io, quindi una roba per volta. Anche se mi sembra che stiamo governando, questa è l'impressione, che stiamo governando in squadra. Fortunatamente non ci sono i ministri della Lega, i parlamentari della Lega. Vedo dietro o davanti o di fianco una grande squadra, quindi questo ci dà una forza particolare. Non siamo dei singoli, siamo parte di un gruppo e questa è la differenza rispetto agli altri. Dicevo, poi uno vede anche i comunicati stampa delle opposizioni, poveretti, non sanno più dove attaccarsi e il giubbotto della polizia fuori legge, il pane Nutella, il razzismo, il fascismo, il nazismo, se si prendono a sputi fuori da una discoteca è colpa mia, se si prendono ammazzate fuori da uno stadio è colpa mia, se a un anziano viene rubata la busta della spesa è colpa mia, quindi non c'è problema. Io vedo che il PD ormai è specializzato in interrogazioni parlamentari sulla prova del cuoco. Ma vuol dire che, ripeto, il resto che io guardo con assoluta fedeltà e interesse, però voglio dire, vuol dire che sono messi male, poverini, vuol dire che evidentemente i ministri della Lega, ma dico l'intero governo, oggi avrò sentito 5 volte il Presidente del Consiglio, confrontandomi ovviamente su quello che sta accadendo in Bolivia, su quello che accadrà domani con i sindaci, col commissario europeo, sull'antiterrorismo, sulla manovra economica. Poi è chiaro che al governo ci sono 2 realtà diverse, distinte, con storie che arrivano da lontano, con obiettivi comuni nel 90% dei casi, ma distinti in un'altra percentuale di casi, come è giusto che sia. Un applauso allo staff della scuola. E poi se ci siamo messi d'accordo sostanzialmente su tutto in questi 7 mesi di governo, se su qualche punto non si trovasse l'accordo,
la via del popolo è la via maestra, è la via sovrana. Quindi se su qualcosa non trovi l'accordo, la scelta la fanno gli italiani. Io sono convinto che l'Italia abbia bisogno di muoversi di più, di viaggiare più velocemente, più in sicurezza, quindi c'è bisogno di più energia, più strade, più autostrade, più ferrovie, più vicinanza, più collegamenti, più possibilità di essere vicini, anche perché i nostri imprenditori fanno i prodotti migliori al mondo, ma se pagano l'energia al doppio e se ci mettono a trasportare i loro prodotti agli altri mercati il doppio, è chiaro che faticano il doppio. Quindi se solo agevoliamo i nostri imprenditori, a parità di condizioni e di costi, l'imprenditore italiano non conosce rivali al mondo. Non ha da competere coi tedeschi, coi cinesi, coi finlandesi, coi francesi. Non ce n'è, non ce n'è. Si stupiscono del consenso crescente della Lega al Sud, ma si stupiscono loro perché non capiscono un accidente. Al Nord, dove governiamo da anni, ci confermano la fiducia perché vedono che cosa facciamo dove governiamo comuni e regioni. Al Sud, poveretti, li hanno provate tutti e invece di andare avanti sono tornati indietro. E gli ospedali sono tornati indietro, e le ferrovie sono ferme al secolo scorso. E fare impresa al Sud è doppiamente difficile rispetto a che fare impresa in Brianza. Quindi è chiaro che la gente del Sud dice: li ho provati tutti, quelli là, bla bla bla, chiacchiere, chiacchiere. Non hanno fatto una mazza per 50 anni, adesso pretendono di risolvere i problemi d'Italia in 6 mesi. Pensate come sono frustrati, poveretti. E quindi piano piano anche qua. E io sono convinto che un percorso nel nome dell'autonomia, del federalismo e della vicinanza della spesa ai territori farà benissimo al nord, ma farà benissimo anche al sud, perché sarà più difficile rubare, sprecare, perdere tempo, truccare appalti. Quindi, e questo è un altro obiettivo, così come un altro obiettivo è approvare la legge che riconosca il sacrosanto diritto alla legittima difesa per ciascuno in casa propria, come accade in tutti gli altri paesi civili e sviluppati. Piano piano. Ne abbiamo tanti di interventi, dall'energia idroelettrica, i cui proventi rimangano maggiormente sui territori, alla sfida affascinante per portare in Italia le Olimpiadi invernali del 2026, per portare l'Italia al centro del mondo. E questa è un'altra sfida a costo zero che stiamo portando avanti. Chiudo da dove sono partito. Da sinistra ogni tanto dicono: però l'Italia con questo governo è isolata. È isolata. Siamo così isolati che abbiamo cercato di riportare in Italia per 30 anni un terrorista che ha girato mezzo mondo, Parigi, Rio de Janeiro, e quando eravamo centrali coi grandi governi e dei professoroni, questo era Parigi e Rio de Janeiro. È cambiato il governo, c'è al governo gente normale, con pregi e difetti che hanno tutti gli italiani normali, che però ha un obiettivo: che l'Italia torni a essere un paese sovrano, libero e rispettato. E i terroristi tornano indietro. E i terroristi in un paese sovrano, libero e rispettato tornano a casa. Guarda caso, stranamente. Però non ho mai sopportato il detto chi si accontenta gode, perché se ti accontenti hai finito. E quindi vi do un impegno che stiamo strutturando in fatti, nomi, cognomi e relazioni internazionali. Torna a casa questo assassino ed è un'opera di giustizia per 60 milioni di italiani, ma soprattutto per i familiari che hanno pianto e sofferto negli anni passati. Non è l'ultimo e non è l'unico. Ce ne sono altre decine di assassini a piede libero in giro per l'Europa e in giro per il mondo. Vi do la mia parola che daremo tutta l'energia possibile per riportarli nelle carceri italiane dal primo all'ultimo. Non ne lasceremo sfuggire neanche uno. Li andremo a prendere uno per uno e li faremo marcire in galera. Grazie a tutti, in bocca al lupo e che il buon Dio ci assista. Grazie mille.
esistere un mondo migliore, un mondo migliore, un mondo migliore, un mondo migliore. Trovarsi sulla strada quando passa la necessità di andare, quando è ora di partire e non puoi più rimandare il mondo migliore, il mondo migliore. Non è facile pensare di cambiare le abitudini di tutta una stagione, di una vita che è passata come un lampo e che fila dritta verso la stazione di un mondo migliore, del mondo migliore. Un mondo migliore, un mondo migliore, un mondo migliore, un mondo migliore. Ragazzi, proseguiamo per favore. Ragazzi, passiamo un attimo la musica, regia, passiamo un attimo la musica. Grazie, cortesemente, se ci riaccomodiamo.